l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro è giunta al primo anno e ha concluso la propria sperimentazione dopo la legge in riforma che ha visto creare sotto un cappello regionale l'unificazione delle politiche attive del lavoro, e questa sperimentazione è tesa, ovviamente si è conclusa in senso positivo, cercando di utilizzare solo politiche attive, abbandonare la logica delle politiche passive, quindi gli ammortizzatori sociali, e ha cercato di fare sostanzialmente una nuova attività basata su due pilastri: la personalizzazione del servizio verso l'utente disoccupato, inoccupato o anche occupato che vuole cambiare lavoro, e il recupero del contatto vero con le imprese. Questo perché attraverso servizi personalizzati e con nuovi strumenti di cui il disoccupato ha sempre più bisogno, che vanno sul digitale, abbiamo necessità di dare attraverso le politiche di attivazione strumenti per la ricerca attiva e lavoro. I giovani stanno rispondendo, siamo fra le maggiori regioni italiane con la percentuale di attivazione verso i giovani, ma anche i meno giovani vengono sempre più anche agevolati dalla legge al centro per l'impiego. Quello che dobbiamo dare è il recupero di un vero servizio non generalizzato ma personalizzato sull'utente, che individui un percorso di ricerca attiva del lavoro, perché non abbiamo in nessuna parte d'Europa, ma direi nel mondo, un luogo fisico dove si entra e si vince un lavoro. L'altra parte fondamentale è quella del recupero con le imprese, perché negli anni abbiamo lasciato purtroppo questo rapporto fondamentale. Il mondo produttivo oggi ci segnala con forza a livello europeo il primo problema sul tavolo dell'Unione Europea è quello del mismatch, cioè il 40% di figure professionali richieste alle imprese in questo momento non sono sul mercato. Questo perché la scuola, l'università e le altre istituzioni, anche la nostra, non sono unite nella pianificazione e programmazione di quei profili professionali che invece il mondo produttivo ricerca, e con l'innovazione digitale questo è sempre più un problema, poiché i tempi di processo dell'innovazione sono sempre più corti, ogni 6 mesi c'è un'innovazione che ricerca figure nuove e non c'è il tempo di pianificare, ma bisogna programmare con per esempio formazione professionale adeguata la ricerca di queste figure professionali o la riconversione professionale di figure già esistenti al mercato. Lo facciamo attraverso una figura che si chiama Job Account, che esce dagli uffici con la valigetta e va a proporre servizi alle imprese. Sta funzionando, l'abbiamo fatto in sperimentazione, è una cosa nuova, ma le imprese hanno dimostrato sensibilità su questa nuova figura e si riesce sempre più a avere un reale contatto e quindi anche un feedback di quello che serve realmente all'impresa in termini di formazione professionale, ma anche in termini assunzionali. Ciao, io mi chiamo Marta Perez Flores, sono da Cuba, ho 48 anni, sono la titolare di questo bellissimo bar che si chiama Pablo Café. Quando sono venuta da Cuba, sempre sono venuta con l'idea di fare la mia propria attività. E sono venuta qui all'Italia per aprire una parrucchieria, che era quello che mi piaceva di più. Sono arrivata, sono stata prima in un mesetto, 2 mesi senza lavoro. Quindi ho fatto divagante in una casa con una signora, è stato duro, quel periodo è stato durissimo perché sono una persona solare, mi piace essere in contatto con le persone, mi piace parlare con le persone, mi piace aiutare le persone. Quindi ho mollato quel lavoro divagante e sono venuta a lavorare come lavapiatti. Poi il proprietario del locale mi ha chiesto se volevo fare di cameriera e io gli ho risposto: guarda, io non ho fatto mai di cameriera, ma basta che tu mi dica che cosa devo fare. E quindi così ho mollato di lavapiatti a cameriera. Poi da lì il proprietario di questo locale ha aperto un altro locale e quindi mi hanno trasferito lì non come cameriera, sino come barista, per lavorare nel bar del ristorante. Allora io le stesse cose, le ho detto: guarda, io non sono barista, non ho idea di come si lavora in un bar, però basta, se voi mi aiutate, ditemi che cosa devo fare e vado. E quindi ho iniziato a lavorare lì da barista. Ho detto: questo lavoro mi piace.
mi impegno perché devo avere la mia attività, devo aprirmi un bar, voglio aprirmi un bar, voglio aprirmi un bar e così via. Ovviamente si è deciso di chiedere questo prestito, questo microcredito per aprire l'attività. Se non ci fosse per quel prestito non avessi andato avanti. Sai quante donne ci sono che vogliono lavorare e non hanno la possibilità? Che se avessero un picco solo di possibilità possono andare avanti. Quindi questo del microcredito è una cosa bella che aiuta moltissimo, aiuta le persone ad andare avanti, basta impegnarsi, basta avere la voglia. Ti dico che io mi vedo adesso qua e mi sembra una cosa impossibile, anche se io sono una persona molto positiva. Io quando mi metto una cosa in testa, io dico vado, anche se cado, anche se mi faccio male, però se vedo che l'obiettivo è positivo e è vero, mi aiuta e posso aiutare anche gli altri, io vado avanti, non mi interessa di cadere, non mi interessa di farmi male, io vado avanti perché ho un obiettivo bello e so che da quell'obiettivo possono uscire tante cose belle, capito? Il fatto di venire qua è stato molto difficile per me, perché io ho 2 figli. Quindi non so se tu riesci a immaginare lo duro, lo difficile che è stato per me venire qua e lasciare i miei figli a Cuba, per venire a lavorare qua, per farle avere una vita migliore là. Ho delle amiche qui che mi vogliono tanto bene. La Sardegna mi ha dato un'accoglienza proprio bella, al punto che già sono qui da quasi 9 anni. Ho portato mio figlio qui, è qui con me. Prima ti ho detto che è stata una cosa bellissima e quasi impossibile il fatto di essere titolare di un bar, di questo bar. Ma quello non è niente, paragonandolo con il giorno che ho visto mio figlio nell'aeroporto, che è venuto a vivere qui con me per la prima volta. No, non ho parole. Ci sono molti ragazzi che hanno voglia di fare, che hanno voglia di andare avanti, che hanno voglia di lavorare e dobbiamo darle la possibilità, dobbiamo darle l'opportunità, dobbiamo aiutarle di un modo o dell'altro, dobbiamo dargli coraggio, forza. Dipende di noi e anche di loro, perché se loro hanno la voglia con il nostro aiuto andranno avanti, però devono lasciarsi guidare, devono ascoltare e così andranno avanti, perché ci sono molte persone che hanno la voglia ma non sanno che cosa fare, non sanno a chi rivolgersi. Quindi io non vorrei dire ciao e buon lavoro, io vorrei dire arrivederci e buon lavoro. Arrivederci, vabbè, diciamo come dici tu, ciao e buon lavoro. Probabilmente se stai guardando questo post-it sei senza lavoro e non sai bene che direzione prendere. Che tu stia cercando il lavoro che hai sempre svolto oppure voglia esplorare altri ambiti professionali, voglio dirti una cosa e voglio dirtela prima che tu esca di casa con in mano il tuo curriculum a portarlo chissà dove. È fondamentale muoverti avendo un obiettivo in mente. In questo post-it infatti voglio parlarti della importanza di avere un obiettivo lavorativo prima di compiere i primi passi nella ricerca del tuo lavoro, perché soprattutto in tempo di crisi si trova più facilmente lavoro se si cerca quello più adatto a sé. Non ti sto parlando di sogni, di idee campate per aria o di pensare come sarebbe bello se... No, ti sto parlando proprio di definire il tuo obiettivo professionale, che è qualcosa di realistico, perché mette insieme ciò che davvero sai fare con le informazioni che hai raccolto sul mondo del lavoro. Con questi 2 ingredienti puoi già cominciare a mettere insieme e delineare il tuo obiettivo professionale, che è anche il lavoro più raggiungibile per te, semplicemente perché mette insieme ciò che sai fare con ciò che davvero ti interessa e ti motiva.
Sì, perché la motivazione è come un evidenziatore che mette in risalto le tue caratteristiche e le tue qualità, come una luce che dall'interno riesce a illuminare le tue competenze e ciò che davvero sai fare bene. Ti è mai capitato invece di andare in qualche posto ed incontrare qualcuno che sta svolgendo il suo lavoro senza nessuna passione e senza nessuna voglia? Hai notato che quella persona in quel momento aveva quella luce come temporaneamente spenta? Si vedeva da lontano, giusto? Probabilmente quella persona stava facendo un lavoro che non era adatto a sé. E lo notiamo tutti, così come lo nota un potenziale datore di lavoro quando ci fa un colloquio. Allora molti a questo punto pensano, bene, non mi resta che fingere entusiasmo. E invece sai qual è la soluzione e la strada giusta? Capire davvero ciò che sai fare per poi poterlo comunicare agli altri e valorizzarti al meglio. Se vuoi avere maggiori informazioni su questo argomento, rivolgiti ai servizi del centro per l'impiego più vicino a dove abiti. L'indirizzo lo trovi qui.